Sportivo, scrittore, ma soprattutto juventino. Basilio Borgo ricorda persino i particolari delle partite che racconta nei suoi libri anche attraverso i disegni che lui stesso realizza. Ne mancano 79 alla meta dei 100 libri. Vuoi raggiungere il traguardo di Andrea Camilleri, però ti ricordo che Andrea Camilleri ha 90 anni. No, dunque, allora, il discorso dei 100 libri è messo nel mirino già da tempo. La cosa importante di oggi è che ha superato i 20 libri, siamo al 21esimo. E proprio questo libro è dedicato alla mia Juventus, che in questo momento diciamo, sembra la favorità su tutto con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Però io prima devo vedere, perché poi le partite devono giocare, cioè non è che è detto per quanto c'è Cristiano Ronaldo che la Juventus deve fare chissà che cosa. Comunque, tornando al libro, il libro parla del famoso primo sorpasso sull'Inda, la chiamo Linda ora che mi viene più facile, no? Del 67, del 66-67, quando avevo 18 anni già, quasi sul 18° anno di età, giusto quando praticamente la Juve meno forte dell'Inter di allora, perché era l'Inter del Re, aveva un giro, riuscì a sorpassare, a fare il sorpasso all'ultima di campionato, come è successo anche ultimamente nel 2002, come tu ben sai. Si tratta della collana Lacragas in bianco e nero relativo alla stagione 1966-67. Ecco Basilio, c'è anche un libro quasi pronto sulla Grande Roma. Certamente quel libro è dedicato personalmente a te, perché tu sei stato il committente di questo libro e questo l'ho fatto con piacere, perché io nei titoli, sai che mi faccio meglio in testa il titolo, poi magari lo maturo e lo cambio pure certe volte, ma questo non l'ho cambiato, cioè l'ho fatto subito, Quanto sei bella Roma, come ricordando la famosa canzone di Venditti, va bene? Perché in quell'anno la Roma, pur avendo vinto questo, perse con la Juve tutte e due le partite. Ovviamente. C'è sempre la macchia, c'è sempre. Ecco, in bocca al lupo, alla prossima. Ma il prossimo io mi auguro che per ora è in produzione, dedicato ad Alvaro Biagini.